Buonasera e benvenuti all'appuntamento delle 19 con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con una notizia di un incidente mortale, tragedia all'una della scorsa notte in provincia di Treviso a San Fior. Lungo la Ponte Bana, un 51enne del luogo, Giovanni Dei Nigri, stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso da un pirata della strada che è fuggito subito dopo il fatto. L'investitore, che si è allontanato senza prestare soccorso, è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Conegliano. Arrestato si trova ora ai domiciliari. Si tratta di un cittadino italiano di 53 anni, AG italiano, residente nel Pordenonese. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.278 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,57%. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 0 casi. Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 1, mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 28. I decessi complessivamente ammontano a 3.792, i totalmente guariti sono 93.004, i clinicamente guariti 5.656, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.696. Intanto, a livello nazionale si registra un weekend da record per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600.000 iniezioni nell'arco di 24 ore. Sulla giornata di venerdì era stato invece registrato il record assoluto di 607.000 vaccinazioni. E sempre in ambito di vaccinazioni, la protezione indotta dai vaccini anti-Covid-19 è protratta nel tempo, anche se al momento non è possibile quantificare questa durata. Lo suggeriscono i dati più recenti relativi a un periodo compreso fra 105 e 112 giorni dalla prima dose del vaccino, contenuti nel secondo rapporto del gruppo di lavoro Sorveglianza Vaccini Covid-19 di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Il rapporto aggiorna quello del 15 maggio scorso ed è anche questo frutto dell'analisi congiunta dei dati dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e della sorveglianza integrata Covid-19. Lignano è nuovamente invasa dai vacanzieri, soprattutto stranieri. Dopo quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, però, sono stati intensificati i controlli. Vediamo com'è andata. Gli episodi di vandalismo registrati a Lignano nella notte tra venerdì e sabato avevano fatto infuriare il sindaco Luca Fanotto, che nell'immediato aveva parlato di situazione intollerabile. Si è quindi deciso di correre immediatamente ai ripari e, su disposizione della questura di Udine, sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine, impegnate con diverse pattuglie della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno presidiato soprattutto il centro. I risultati sono stati apprezzabili, come ci spiega Alberto Adami, comandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, che conferma come la situazione sia decisamente migliorata. La situazione, come si può vedere, è molto migliorata rispetto a ieri. Le persone indossano la mascherina, ne fanno uso e vengono fermati i soggetti che non ne fanno uso. Il distanziamento viene rispettato anch'esso e i ristoratori e i bar, i pubblici esercizi hanno oggi l'obbligo di somministrare sulle bevande con bicchieri di plastica e quindi non utilizzando il vetro, e lo stanno rispettando. È una prevenzione che stiamo mettendo in atto per cercare di riportare il rispetto di tutta la normativa Covid. La situazione è sotto controllo. Una società plurilingue è una società più giusta. Non dimentichiamoci mai che viviamo nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che abbiamo uno statuto di autonomia speciale proprio per la nostra peculiarità di area plurilingue, dove tra i 4 idiomi presenti la lingua friulana emerge per le sue straordinarie caratteristiche e per numero di cittadini coinvolti. Una rassegna come questa, proprio nella nostra lingua madre e fonte delle nostre radici, aiuta la valorizzazione delle comunità e delle tradizioni del nostro Friuli. Lo ha sottolineato nella palestra comunale di Ronchis il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ospite istituzionale della cerimonia di premiazione del concorso di poesia Eugenio Pilutti, volto a diffondere l'interesse per la poesia in lingua friulana tra le giovani generazioni. Si tratta di una lingua culturale, ha aggiunto il presidente, e proprio per questo motivo preziosa e capace di trasmettere valori e comunione. Benissimo quindi dare lustro, come in questo caso, a uno straordinario veicolo sul quale io e l'intero CRFVG siamo estremamente motivati e attenti affinché esso emerga sempre di più anche attraverso gli strumenti della modernità, mantenendo e tramandando l'impegno verso le nuove generazioni.
Il gruppo comunale di protezione civile di Aquileia ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita. La cerimonia in Piazza Capitolo, dove è stata scoperta una stele. In Piazza Capitolo abbiamo celebrato un importante trentennale, il trentennale dell'istituzione del gruppo comunale di protezione civile ad Aquileia. Insieme al vice governatore Riccardi, al direttore della protezione civile regionale Aristei, al consigliere del territorio Mattiussi, a tutta la giunta comunale, al consiglio comunale rappresentato da tutti i suoi consiglieri, insieme alle associazioni abbiamo onorato questo grande corpo, un corpo che è fatto di volontari di valore che anche nell'ultimo anno hanno dimostrato quanto sia facile, se c'è volontà e c'è cuore, poter essere utili a quelle che sono le esigenze di una popolazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sono state scoperte una targa dedicata proprio e con una frase scelta dai nostri volontari, che è una frase di Sofocle, che appunto recita: non c'è cosa più bella di poter essere utili al prossimo, e questo è un significante che loro veramente lo sentono, perché la nostra protezione civile nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni anzi, è cresciuta da 12 unità che mantenevano vive con veramente un grande lavoro quella che era la sede, le attività che si facevano, ed è arrivata a quasi 60 unità operanti attualmente, con un'età media che è al di sotto dei 40 anni. Sarà presto aperta la nuova ala del Convitto Tomadini di Udine, dedicata ad aule studio per gli studenti delle superiori, e la direzione ha deciso di intitolarla ad Aldino Tosolini, per 30 anni educatore nell'istituto. Sarà intitolata ad Aldino Tosolini, per 30 anni educatore, la nuova ala del Convitto Tomadini. Infatti li prenderanno posto le nuove aule studio dedicate agli studenti delle scuole superiori, proprio gli studenti a cui si rivolgeva Tosolini. Quella parte che era adibita a laboratori dell'ENAI un tempo, poi data in affitto ad una società sportiva dilettantistica che faceva palestra e attività varie, è andata via col dicembre del 2020 ed è ritornata in possesso all'istituto. Una parte verrà data in gestione a una nuova attività, invece il quadriportico, così chiamato, che va a chiudere il chiostro del giardino interno, diventeranno sale studio destinate ai ragazzini delle superiori. Quando si è pensato cosa fare del quadriportico, ci sono state varie idee. Quando abbiamo optato per la questione sale studio, e il primo nome e anche l'unico che ci è venuto in mente è Aldino. E al Tomadini il reparto superiori da tantissimi anni si identifica col nome di Aldino Tosolini, perché insomma per 30 anni è stato educatore nel vero senso della parola, nel senso che seguiva i ragazzi dalla A alla Z, quindi in tutto il percorso, sia di convitto, sia rapporti con le scuole e quant'altro. E io ho iniziato seguendo lui, nel senso che ho fatto i primi affiancamenti andando ai colloqui nel lontano 2002 con lui, e poi ho cercato, spero onorandolo, di portare avanti il suo lavoro, insomma, con i ragazzini delle superiori. Ecco, adesso avranno un posto adeguato dove poter studiare, ce l'avevano anche prima perché comunque abbiamo una ventina di sale studio, però la visuale dall'interno, il giardino interno, il verde si addice insomma allo studio in serenità, ecco, soprattutto in questo periodo di pandemia dove siamo un po' oppressi, no? Averli all'interno, ma comunque guardare il verde è un senso di liberazione, insomma. Il Fuoristrada Club Tolmezzo organizza per il prossimo 20 giugno l'edizione numero 25 del raduno Carnia 4x4 Memorial Titta Concina. Come tradizione vuole, anche quest'anno gli equipaggi partecipanti dovranno raccogliere eventuali rifiuti che troveranno lungo il percorso. La manifestazione mantiene il carattere di sempre, legata all'ambiente ed ai paesaggi carnici, dando ancora una volta grande importanza alla raccolta ecologica. Il Fuoristrada Club Tolmezzo organizza l'edizione numero 25 del raduno Carnia 4x4 Memorial Titta Concina il prossimo 20 giugno. Il Fuoristrada Club Tolmezzo si è impegnato in questa particolare avventura per la grande passione legata all'ambiente e ai paesaggi carnici, e ancora una volta viene data grande importanza alla raccolta ecologica. Infatti, come tradizione vuole, anche quest'anno gli equipaggi partecipanti dovranno raccogliere eventuali rifiuti che troveranno lungo il percorso. Alla fine della giornata i rifiuti saranno raccolti, pesati e consegnati alla piazzola ecologica di Tolmezzo, il cui comune ha nuovamente rinnovato il patrocinio, così come quello di Amaro. Il conteggio dei rifiuti pesati darà vita ad una classifica
classifica e durante le premiazioni verranno consegnati trofei e prodotti tipicamente carnici, così da rendere ancora più positiva l'esperienza della giornata. Una classifica senza dubbio diversa rispetto a tutte le altre manifestazioni che nel corso degli anni ha caratterizzato l'Ecoraduno Carni a 4x4. Dopo gli episodi di San Giorgio della Richinvelda e di Valvasone Arzene, il viaggio nel tempo lungo la vita del Beato Bertrando approda a Cividale del Friuli. Il progetto teatrale Ludus Bertrandi arriva al suo completamento in riva al Natisone con un docufilm dedicato a una delle figure più importanti del Medioevo friulano. Il patriarca di Aquileia Bertrando fu ucciso da una congiura il 6 giugno 1350 e proprio il 6 giugno 2021, quindi questa sera alle 21, su Telefriuli andrà in onda l'ultima puntata dell'opera scritta da Angelo Floramo per la regia di Luca Altavilla. Vediamo un estratto. Il suo mantello buio e lascia spazio alla luce dell'alba. Pennello o scalpello, parete o colore, dove lasciare un segno. E come raccontare la voragine degli anni, la vita che si ingemma sul tronco di una pianta che è sì forte e anche tanto antica. Sono sincero. Respiro che si fa parola. Vox est aeris ictus. Si dice che l'artista sia solo uno strumento, un legno che risuona, un filo d'erba mosso dalla voce del vento, misterioso, un respiro che diventa canto e che sussurra dal passato. Sarà il presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi, vincitore del premio Ischia e del premio Flaiano dal 2009 al 2021, direttore di Rai Radio 3 e storico ideatore e conduttore del programma Cult della rete Fahrenheit, a presentare la serata di gala del premio Hemingway 2021, momento clou della 37esima edizione, come sempre promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli Venezia Giulia, assessorati alla cultura e alle attività produttive, attraverso la consolidata collaborazione con Fondazione Pordenone Legge. Sabato 26 giugno dalle 20 nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il gala del premio Hemingway alternerà così piacevolmente le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale. Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di giuria del premio Alberto Garlini, dal direttore artistico di Pordenone Legge Gian Mario Villalta e dallo storico dell'arte Italo Zanier, entrambi componenti della giuria, la scrittrice Dacia Maraini per la letteratura, l'artista Franco Fontana per la fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l'avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i 4 autori quest'anno insigniti del premio Hemingway. Ciascuno di loro terrà un incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno. Siamo allo sport nel corso dell'incontro nel Palazzo della Regione con il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rimarcato come uno degli obiettivi principali della federazione sarà quello di far tornare tutti sui campi di calcio e ha annunciato la possibilità di ritorno della nazionale nel capoluogo giuliano per una partita delle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022. I 2 giorni in Friuli Venezia Giulia del presidente della FIGC Gabriele Gravina si sono conclusi con una conferenza stampa al Savoy di Trieste. Il numero 1 del calcio italiano auspica una riforma in tempi rapidi dei campionati nel professionismo, con il ripristino di una categoria intermedia tra Serie D e Serie C. Ma parla molto anche di dilettanti, con attenzione all'aumento, la garanzia di ristori per le società e la volontà di far ripartire tutti e concludere i propri campionati. Capitolo nazionale apre alla possibilità di una gara delle qualificazioni mondiali. A Trieste tornerebbe l'azzurro al Rocco per una gara ufficiale dopo 16 anni. Lo stadio di Trieste è uno stadio
per noi importante. Credo che abbia tutte le caratteristiche per poter ospitare una gara della nostra nazionale e visto l'entusiasmo che abbiamo toccato ieri con mano, credo che sia un'ipotesi molto realistica. Infine non si sbilancia sugli europei. L'Italia di Mancini la fa sognare un po'. Deve far sognare gli italiani, io già sogno da tempo, grazie. In chiusura vi ricordo l'appuntamento alle 21:30 su Telefriuli con gara 3 della semifinale del playoff del campionato di Serie B di basket. La Web Gesteco Cividale affronterà in casa il CJ Basket Taranto. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.